Oggi è una giornata speciale alla memoria di Renato Varese, artista poliedrico riconegliano che tanto ha lasciato alla città. Come famiglia, come commentate il fatto che ora qui a Palazzo Sarcinelli ci sarà insomma un'area espositiva a lui dedicata? Beh, innanzitutto la riteniamo un coronamento di un desiderio grande del nostro genitore, che ha trovato per fortuna accoglienza e ha trovato un'interpretazione e una favorevole attenzione da parte dell'amministrazione comunale, nella figura in particolare del sindaco Chies, ma a coronamento anche di un lungo percorso di, diciamo così, vicinanza tra la città di Conegliano, le sue istituzioni e il lavoro di mio padre. Mia sorella, che è molto esperta anche in questioni artistiche, potrà dirvi anche quali sono i punti di cui si è verificato questo connubio, che a noi fa piacere vedere celebrato in maniera perenne da questa sala, che lo ricorderà e lo farà presente sempre, e nel quale si potrà ritrovare la sua pittura e il suo messaggio, che penso siano di rilevanza molto, molto grande. Qual è il ricordo più caro che custodite di Renato Varese, sia come padre che come artista? Beh, devo dire che nostro padre ci ha coinvolti sempre nella sua pittura, ci chiamava nello studio per vedere passo passo lo sviluppo dell'opera e quindi abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto con la sua pittura, che è vero, suscita emozioni tanto diverse, però vorrei dire una cosa, personalmente io sono sempre rimasta affascinata dalla pittura del papà e non ho mai sentito grandi turbamenti, anche di fronte a figure forti c'è sempre un discorso di interpretazione, di entrare dentro nell'opera e di cogliere la bellezza del segno, del colore, cioè il discorso magari di forte impatto, ecco, viene assolutamente in secondo piano per quanto mi riguarda. Come padre, beh, è stato un padre severo, ma anche molto accogliente, molto disponibile ad aiuto, a interlocuzione. Insomma, c'è sempre stato un grande confronto, però con la giusta distanza. Lui era il padre e noi i figli. Forse è anche questo che viene riassunto nell'ironia, che è penso la via privilegiata per intendere qualcosa della sua produzione e della sua intera pittura. L'ironia non è la questione del facile umorismo, l'ironia è il fatto che c'è un'immagine, che ogni immagine ha una controimmagine, ha un'altra versione delle cose, ha un altro livello di intensità, ha una cosa che si può rileggere e rileggere e che richiede interpretazione. Un po' era così anche la presenza di nostro padre. A nostro padre bisognava avvicinarsi, lui era disponibile, lui era generoso, ma dovevamo fare questo passo verso di lui. E io penso che questo sia anche una bellissima, come dire, un augurio per una bellissima esperienza che ciascuno di noi può fare di fronte alla sua pittura. Fare un passo verso di lui si farà un percorso straordinario.